C'è da mettere il nastro su una delle due porte. La porta alla destra, che è quella difesa dal Gela. Giochiamo sempre lì a sbarcarci continuamente. Che adesso si è risolta anche dovrebbe essere tutto pronto per l'inizio della partita. Primo giro al pallone che verrà dato dal Gela. Inizia Don Carlo Misilmeri. Gela con il lancio lungo, colpo di testa, palla che arriva dalle parti di Di Salvo, anticipato da Alberto Cosentino. Allora prova ad andare Ricciulli, il servizio per la Vardera che corre sulla sinistra, adesso rallenta, poi prova ad andare ancora sul fondo, mette in mezzo il pallone, colpo di testa a mettere fuori, c'è il rimorchio di Locascio che va a calciare e c'è la respinta in fallo laterale. Parte bene la Don Carlo dopo pochi secondi. Rimessa per Locascio, pallone in aria, colpo di testa appena sferato, poi arriva la Vardera, vantaggio Don Carlo. Era partita bene la squadra di Tommaso Napoli e segna Ivan La Vardera, il gol dell'1-0. Ivan, dai tifosi, Ivan, dai tifosi. E dunque la rete siglata da Ivan La Vardera dopo neanche 2 minuti, è già cambiato il risultato. E dunque subito sotto non comincia sicuramente bene il campionato di Gaspare Cacciola, ma comincia benissimo la domenica per la Don Carlo Misilmeri. Qui Tripoli va a pressare, la palla è buona per Ricciulli che palleggia davanti a Bossa, colpo di testa di Arcidiacono direttamente in fallo laterale. Spinge la squadra di Napoli che deve cercare anche di dare delle risposte. Sicuramente tanta sfortuna ma anche bravura di Crisafulli nella partita che vi abbiamo anche raccontato mercoledì contro il Lascari Cefalù in Coppa, terminata 1-1. Locascio va ancora lungo con le mani, però staccare Cosentino è ben anticipato, palla ancora buona per la Vardera che controlla, prova a calciare, c'è la respinta, poi altro colpo di testa di Mendola, sempre verso la Vardera, alla fine controlla e gioca la squadra ospite, anche se non riesce con Ficarrotta a gestire questa palla, rinvia Di Salvo più lontano che può, palla che esce sul fondo. Allora formazioni con la Don Carlo che schiera l'appena menzionato Di Salvo. Tanto Locascio ha qualche discorso anche con Cocimano. Allora formazioni con la Don Carlo che appunto schiera Di Salvo, in porta poi la linea difensiva con i due dei volti nuovi, ovvero sia Capozzucchi con la maglia numero 5 sul braccetto di destra e Muzzo numero 15 braccetto di sinistra centrale Alberto Cosentino. Centrocampo a 5 con Locascio, altro volto nuovo sulla fascia destra. Sulla fascia di sinistra agisce invece l'autore del gol Ivan La Vardera. Qui intanto palla recuperata da Locascio e poi messa fuori da Cosentino con deviazione di Cocimano. A completare il centrocampo ci sono Capitan Cerniglia, Romano e Mendola. In avanti Ricciulli a supporto di Tripoli, dall'altra parte Colace e il portiere, poi col numero 2 Scozzari, col numero 3 Tuve, col numero 4 Bossa, col numero 5 Zappalà, col numero 6 Tosto, numero 7 Arcidiacono, numero 8 Sessa
numero 9 Savasta, numero 10 Cocimano, numero 11 Ficarotta. C'è un fallo commesso da Tripoli, calcio di punizione battuto da Bossa. Zappalà per la palla giocata lungolinea all'indirizzo di Cocimano, chiuso dall'intervento di Capozzucchi, rimessa per Biccio Arcidiacono che la lascia a Tubè. Ancora Bossa, palla dall'altra parte per Scozzari, recupera Ivan Lavardera che subisce il fallo proprio di Scozzari. Le urla di Gaspare Cacciola all'indirizzo dei suoi giocatori. Va detto che ha iniziato in maniera eccellente la partita la Don Carlo, che sta prendendo sul ritmo gli avversari. Qui Zappalà al recupero, poi è entrata su Cocimano, giudicata regolare, palla che esce, rimessa per il Gela, guadagnata proprio dall'ex giocatore dell'Enna, che prova a servire in avanti Savasta, chiuso da Cossentino. Di Salvo, pressato proprio dal centravanti, e palla direttamente in fallo laterale con Scozzari che va a battere all'indirizzo di Zappalà. Bossa, pressato da Ricciulli che gli mette la palla in fallo laterale, chiede e ottiene la rimessa in suo favore il numero 77, che dunque torna a titolare in una posizione più avanzata, lui che ha giocato da mezzala di sinistra nel derby dell'Eleuterio giocato a Marineo domenica scorsa. Cocimano, pressato da Mendola, poi la palla arriva da Sessa, Bossa fermato, ancora Sessa, fermato anche lui, Cocimano la gira ma c'è ancora Mendola. Scozzali si appoggia a Colace. Il rilancio di Colace, controlla Savasta, poi Arcidiacono, fermato, c'è Cocimano che alza la testa, prova ad aprire ma sbaglia, allora Lavardera prova a ripartire per la Don Carlo, l'autore del gol dopo un minuto di gioco. Poi Bossa approfitta del ponte di Sessa su Lavardera, qui c'è la chiusura di Muzzo, l'arbitro fischia contro il numero 15. Santiago Muzzo Ranghil. Commesso fallo, calcio di punizione, sulla palla c'è Luca Ficarrotta. Seconda stagione per lui in eccellenza, l'anno scorso al Pro Favara. Grappolo di uomini, tutta la Don Carlo dentro l'area o al limite, palla messa fuori da Cerniglia, poi Ficarrotta salta sulla schiena di Tripoli, tutto ok per l'arbitro. Arriva anche Ricciulli che tocca il pallone, lo mette in fallo laterale per evitare rischi. Rimane in attacco il Gela. Tanto si possono sentire sullo sfondo i sostenitori della Don Carlo, ricordo stadio chiuso per i lavori di ristrutturazione, ma nella zona limitrofa, quella del parco, non mancano i sostenitori della squadra di Tommaso Napoli. Ecco qui alla corsa di Ficarrotta sulla destra, lo ferma Muzzo che gli mette la palla in fallo laterale. La rimessa per Scozzari, arriva Sessa che scambia con lui, interviene ancora Muzzo che sta dando un'enorme mano nella gestione del pallone e nella gestione della difesa soprattutto. Colace, Don Carlo che alza un po' il baricentro mentre Colace effettua il rinvio che non esce bene dal piede per andare a cercare Biccio Arcidiacono. Tanto vedete anche la gestualità di Gaspare Cacciola che chiede le rimesse dentro l'area di rigore in quella situazione per Scozzari. Qui la sponda di Tripoli a cercare la corsa di Locascio che va a pressare senza commettere fallo, poi Colace
non riesce a tenere la palla in campo. Allora calcio d'angolo per la Don Carlo, che anche a livello di energie mentali sembra avere qualcosa in più rispetto alla squadra ospite. Ricordo 6 punti, erano 4 fino a 2 giorni fa, poi il giudice sportivo ha assegnato la vittoria a tavolino a Casteldaccia, contro il Casteldaccia, per l'irregolarità nella distinta della squadra di Tarantino. Ma occhio a questo corner, c'è Romano a battere, primo palo palla che arriva, Colace bene con l'uscita, poi la Vardera colpisce di testa verso Locascio, ma diventa un assist per Arcidiacono. Bravo Locascio a mettersi in mezzo. E allora attenzione a Romano, che è rimasto nella zona del calcio d'angolo, crossa col mancino, spizzata di Tripoli, colpo di testa di Cosentino, la palla sopra la traversa, ma c'era fuori gioco, credo, da parte di Tripoli in quel caso, perché la bandierina si è alzata dopo il tocco di Silvio Tripoli. In gol per imporre il pareggio al Lascari Cefalù nell'andata degli ottavi di Coppa, dopo l'iniziale vantaggio firmato da Peppe Fazio. Savasta, la palla passa davanti a lui, interviene Mendola, poi ancora il centravanti del Gela, colpo di testa di Romano, poi quello di Tuvè, alla fine risolve Cosentino, ma c'è ancora il Gela in possesso. Bossa, apertura sulla destra per Ficarrotta, i due hanno giocato insieme a Favara l'anno scorso, ancora Muzzo a chiudere sull'ex giocatore del Palermo. Intanto il direttore di gara che va, vediamo da chi, va da Luca Savasta, chiedendogli di intiepidire i bollenti spiriti. Poi arriva anche Cocimano a cercare di interagire col direttore di gara. Naturalmente c'è la voglia subito di recuperare da parte degli ospiti, ma come possiamo vedere in questo caso fa ottima guardia la Don Carlo in difesa. E qui con Di Salvo, seconda presenza consecutiva in casa in campionato per lui, che nella prima di eccellenza Girone A ha difeso i pali contro una sua ex squadra, tra l'altro l'Unitas Sciacca. Era scelto nuovamente anche per mettere un elemento in più over di movimento, vista la forza del Gela, anche per dare un po' più di solidità, un po' più di certezze, per così dire. Zappala tocca per Scozzari, il lancio colpisce di testa Mendola, fallo laterale nella zona mediana del campo per il Gela, ancora con Zappala. Sbaglia il tocco, Mendola sbaglia anche lui, allora Bossa per Ficarrotta che viene incontro a prendersela, pressing di Mendola, fallo. Tra l'altro due che hanno giocato insieme nel Palermo edizione 2019-2020, non si direbbe, a giudicare anche dallo spintone del numero 11 ospite al numero 20 di casa. Arcidiacono fermato da Ricciulli, la palla è a disposizione di Savasta che viene spesso fuori a prenderla. Ricciulli è intervenuto, poi Tuvè aggira, anzi tratta di Tosto che aggira molto bene Tripoli e lancia lungo, colpo di testa di Capozzucchi, poi Locascio resiste a Tuvè, vince anche il rimpallo, corre ancora Alex Akaragas che ricomincia, vede ricominciare gli avversari, li costringe a ricominciare dal portiere Colace direttamente in fallo laterale. E qui tutta l'energia che ci fa vedere anche in questa partita Davide Locascio, giocatore di corsa, di generosità, di grinta, quel che serve sicuramente nell'ambito di una squadra, al di là di quelli che sono gli obiettivi. Qui gran giocata di Mendola che mette subito in mezzo il pallone, Colace con l'uscita e fa subito correre Tuvè. Arcidiacono, fallo di Locascio, arriva la reprimenda del direttore di gara per Davide Locascio. Avanza Bossa, il direttore di gara che il signor Francesco Allotta di Gradisca di Sonzo, praticamente arbitro di confine oggi. Assistenti Alberto Miccichetti di Agrigento, Gaspare Piranio di Palermo.
È rimessa Gela quando stiamo per entrare nel 15° minuto. Il risultato lo vedete, 1-0 per la Don Carlo. In gol Ivan Lavardera dopo un minuto. Tuvè contro Cerniglia che non gli lascia spazio, poi prova a girarsi Tuvè, serie di rimpalli, l'ultimo tocco è del capitano della Don Carlo. Allora Biccio Arcidiacono prova ad accelerare, tocco per Scozzari che è partito con un attimo di ritardo, poi palla in verticale, troppo lunga per tutti. E molto bene, ripeto ancora una volta, la Don Carlo in fase di gestione. Qui ha recuperato palla il Gela che batterà un fallo laterale. Romano la lancia col piede debole, riesce comunque ad allontanare. Zappalà, Bossa, Ficarrotta, sbaglia. Cerniglia, Romano allarga dove c'è Muzzo. Lavardera prova a prendere il centro, però è tutto chiuso, sbatte su un avversario, riesce comunque a toccarla per Muzzo, molto lucido Lavardera in questa giocata e può correre Muzzo. Apertura per Ricciulli che si defila quasi a fare l'esterno, va a calciare, para Colace senza problemi. Intanto può avanzare, può prendere Camposessa. Arcidiacono si gira su se stesso, cerca varchi, trova sfogo a destra, c'è Ficarrotta. Ficarrotta converge, palla per Arcidiacono che prova a liberarsi, esce bene Di Salvo. Locascio prova a correre, fallo di Luca Savasta. Invece di parlare degli avversari, Palla giocata dalla Don Carlo con Peppe Romano. Mendola, poi Lavardera controlla questo pallone, lo tiene anche in campo e si autolancia, poi serve Ricciulli ma la palla è uscita secondo il secondo assistente, il signor Piranio. E allora con le mani Gela, con Zappalà che ha ricevuto. Tosto, palla per Tuvè. Arcidiacono contro Locascio, duello che si sta ripetendo frequentemente e si ripeterà a lungo per questa partita. Cocimano, ormai consolidata la sua posizione di mezzala in questo Gela, lo era, compensa bene, lo continua a essere anche con Cacciola. Tuvè, palla per Bossa, verticale il suo servizio per Ficarrotta, fallo di Romano, punizione. Si gioca Cocimano, la palla per Arcidiacono che prova a puntare, sovrappone Tuvè, Arcidiacono col cross, Locascio in fallo laterale. E con le mani Tuvè che lascia Cocimano, probabilmente andrà verso l'area di rigore con la rimessa lunga. È venuto incontro Ficarrotta, però l'ex Enna andrà verso gli ultimi 16 metri, palla che arriva, serie di rimpalli, reclamano un tocco con il braccio i giocatori del Gela, non è di questo avviso il direttore di gara e allora si riparte ancora con le mani, ancora con il Gela e ancora con Cocimano. Palla verso l'area di rigore, non esce Di Salvo, pallone allontanato, poi arriva in qualche modo Sessa, Bossa indietro per Scozzari. Sventagliata da destra a sinistra a cercare Cocimano che stacca sulla testa di Locascio, forse anche fallosamente, si gioca. Cerniglia la spazza via, forse poteva anche metterla fuori per consentire le cure al suo compagno, palla messa fuori da Colace, intanto un po' di
Attenzione anche con Arcidiacono per a terra Locascio. Veloce Marco. Stefano, Stefano, occhio ragazzi, staccoci mano. Si è rialzato Davide Locascio che adesso va a protestare perché voleva il fischio arbitrale a suo favore, che detto molto francamente poteva starci. Saltato in maniera un po' scomposta Ficarrotta, il direttore di gara non lo ha punito col fischio. In ogni caso si è rialzato l'ex Acragas, Don Carlo che restituirà la palla con Cerniglia. Il Romano che restituisce palla al Gela. Tosto, palla per Tuve, tacco di Savasta, scivolato Mendola, Savasta riceve la palla di ritorno e se ne va, poi tocco a cercare Ficarrotta, chiude Cossentino, allora prova a sprintare ancora la Vardera, servizio per Ricciulli, sta cavalcando molto la catena di sinistra la Vardera, Ricciulli, la Don Carlo Misilmeri, qui chiusura di Zappala, Bossa, cerca un tocco, la perde Tripoli, la parata di Colace che poi la tiene in due tempi, ma qui occasione Don Carlo. Tuve. Tosto. Scozzali. Cocimano la viene a prendere, pressato da Ricciulli che per poco non gliela porta via ancora, fallo laterale. Siamo bassi, non mi interessa lì! Qui Arcidiacono è provato a passare, chiudono bene Romano e Locascio, avanza quest'ultimo, Tripoli sponda, Cerniglia a contrasto due volte, alla fine la palla ce l'ha ancora la Don Carlo con Romano che alza questo lob alla ricerca dei velocisti in attacco, chiusura da parte di Zappala, fallo laterale Don Carlo che sta riuscendo in quello che è l'impegno primario di questo passaggio della gara, ovvero sia tenere il Gela lontano e perché non costruire ancora. Finora le uniche occasioni portano la firma della squadra biancorossa al di là del gol. C'è Locascio che può andare con le mani, sempre la battuta lunga proverbiale da parte sua. Verso l'area, Costantino stacca la palla a balla in area, colpo di testa a mettere fuori. Poi arriva Tripoli che taglia sull'avversario. Mendola la piazza, palla fuori. Tanto a terra Scozzari. Si è rialzato il terzino destro della Gela, ne approfittano i due allenatori per qualche chiarimento. Tuve, la pressione di Tripoli, va giù da solo Tuve, fa bene l'arbitro a non fischiare, poi sbaglia Tripoli, la palla la recupera in qualche modo Zappala, poi Bossa con un braccio secondo il direttore di gara, punizione Don Carlo, arbitro che non vuole sentire ragioni, grande personalità fin qui per il fischietto friulano.
Intanto primi cambiamenti di risultato nel girone A di eccellenza, vantaggio Folgore a Castelbuono con la super giovane gol di Murania, vantaggio per l'Accademia sul San Vito, gol di Secan, vantaggio Partini Caudace a Casteldaccia, gol di Olaoye. Ocimano, sistemati! Occhio in aria! Spegna! Ricordo in corso sul canale anche San Giorgio Piano Unitas Sciacca. Tanto punizione Don Carlo con la Vardera sul pallone, c'è anche Romano. Grappolo di uomini in aria, Romano cerca il primo palo, palla fuori. Subito rimesso in gioco il pallone, il Gela con Scozzari, inseguito da Ricciulli, grande aggressività in casa Don Carlo e di fatto non lascia respirare gli avversari. Mendola salta bene, Bossa la tocca benissimo per la Vardera, triangolo che non si chiude per la chiusura di Sessa, poi ancora Mendola a andarsi a prendere il pallone. Ricciulli va a puntare, lo affianca Mendola, Ricciulli passa dal centro, deviazione di Mendola. E allora ripartirà dal fondo Colace. Il tocco e lo scambio tra Zappalà e Tosto. Ancora Zappalà che riceve da Bossa, poi ancora Tosto. Tuvè. Cocimano riceve, spalla alla porta, duello tra Mancini con Romano, alla fine la meglio quest'ultimo. Tripoli pressato, serve Cerniglia che prova a scavalcare verso Ricciulli, palla troppo lungo, protegge Zappalà, si riparte dal fondo, chiedono in maniera abbastanza timida il calcio d'angolo mister Napoli e i suoi giocatori. Sali che svuota, sali! Palla lunga, Costantino con l'anticipo, palla in fallo laterale. Sta lasciando lo scarpino destro Bicciorci Diacono. Battuta lunga, colpo di testa di Locascio, poi Ficarrotta, chiude Cerniglia, fallo laterale. Battuta di Tuvè, stacca a vuoto. Poi la palla finisce dalle parti di Di Salvo. La Vardera. Cambio gioco di Romano verso Locascio che controlla, alla fine Ficarrotta ne mette in fallo laterale. Ricciulli prova ad andare, servizio per Tripoli che è in fuorigioco. Si riparte con Tosto, il servizio di Ficarrotta, ancora male però. Cerniglia, Tuvè. Per vie centrali il tocco a Zappalà. Ficarrotta. Ficarrotta affrontato da Locascio senza fallo, poi il contrasto con Bossa, regolare anche questo, poi l'entrata dura in ritardo di Cerniglia, si gioca ancora. Tuvè.
Palla per Cocimano da parte di Bossa, prova ad andare il 10 che evita Romano, ancora Cocimano, tocco largo per Ficarrotta che si è spostato a sinistra, contrasto con Mendola, fischia l'arbitro, punizione Gela. Fischia l'arbitro la battuta di Ficarrotta verso l'area, colpo di testa a mettere fuori Arcidiacono, se la porta sul sinistro Arcidiacono, scontro con la Vardera, vanno giù entrambi, l'arbitro lascia giocare, poi rimpallo che favorisce Scozzari, fuori gioco Savasta. Ancora valutazioni. Il direttore di gara che invita Capozzucchi a giocare, troppo lunga per Ricciulli e poi lo scontro è rimasto a terra tosto, arriva il giallo per Ricciulli. Ricciu, stai calmo Ricciu! Calmo, dai, Salvo! Si placano per il momento gli animi. Il rilancio di Colace, Costantino, poi colpo di testa di Bossa, Ficarrotta la protegge, subentra Cerniglia che gli porta via il pallone, guadagna fallo laterale. Qui giocata di energia del capitano della Don Carlo, 33 minuti in corso. 12 e mezzo più recupero alla fine del primo tempo. Oh, stanno giocando. Romano. Muzzo. Può avanzare. Romano. Pressato subito, riesce a toccarla ma la tocca male per la Vardera che comunque arriva, subisce il fallo di Scozzari, non secondo l'arbitro. E allora può avanzare il terzino destro. Qui intanto arriva un altro pallone dal nulla. Locascio può recuperare palle e sprintare, ancora Locascio con la corsa, arriva tosto, in fallo laterale. Rimessa come di consueto per Locascio.
rimessa per Locascio, verso ancora l'area piccola, palla allontanata, poi Mendola al contrasto aereo, Cosentino si lotta, c'è una chiamata di fuorigioco, il direttore di gara lascia giocare Arcidiacono. La Vardera gliela porta via, in fuorigioco Tripoli e si ferma, la Vardera in mezzo, Colace. Si passa! Sessa prende il centro, l'ex Senna che si appoggia a un altro ex gialloverde come Tosto. Zappalà, presente una Colonia che ha vinto l'anno scorso in eccellenza a girone B, quella composta da Zappalà, Sessa, Tosto e Cocimano. Qui proprio Tosto, viene fermato senza fallo, allora Romano può verticalizzare subito, c'è Cerniglia in posizione regolare, si ferma Ricciulli che era in fuorigioco, Cerniglia affiancato proprio da Ricciulli, propone il cross, Cerniglia non arriva Mendola per un pizzico davvero su questo cross di Cerniglia. La scampa anche stavolta il Gela che comunque sta concedendo, non può essere altrimenti. Qui Don Carlo che sta insistendo con la pressione e con la corsa. Quando mancano 10 minuti allo scadere del 45esimo, entrata in ritardo di Muzzo, punizione. Occhio! Tuve. Tocco per Bossa, poi Arcidiacono fermato da Locascio, palla che rimbalza sul braccio dell'esterno destro della Don Carlo, punizione Gela. L'arbitro ha detto retro, quindi giocata non è fuori gioco. Posizione esaurata di fuori gioco. Come? Se l'arbitro ha detto per retro è giocata. Questo sta facendo. Come sente lei? Tanto 2-0 Folgore a Castelbuono con gol di Bertoglio, 2-0 Partinica Audace, anche se adesso segna Sferruzza, quindi 1-2 al Fiorilli. E calcio di punizione, la battuta di Ficarrotta, secondo palo, colpo di testa di Cocimano, palla che non è ancora uscita, si perde in fallo laterale, anche per un po' di vento che spira e che condiziona le traiettorie. La Vardera, controllo e girata dove c'è, anzi non c'è nessuno, doveva esserci Tripoli, voleva esserci Tripoli, ma è stato ben controllato e tenuto a bada dai centrali del Gela. Qui intanto palla in avanti della squadra bianco-blu con Sessa che converge, tocco a Cocimano che allarga ancora a cercare Arcidiacono, Locascio con un'ottima guardia fatta sull'ex, tra le altre di Giarre Siracusa. Cosentino, Capozzucchi più lungo che può, arriva Bossa che controlla, Tripoli sulle sue piste, poi ancora Locascio. Tosto, Zappalà. Ancora Tosto. L'anticipo di Cerniglia che resiste anche alla carica di Cocimano e corre, avanza Cerniglia, palla per Tripoli che è il problema di girarsi e servire compagni, apre bene a sinistra ma la Vardera aveva stretto il campo, palla che finisce in fallo laterale, 7 allo scadere del 45esimo. E ancora la rete lampo di Vallavardera a decidere questa gara. Scozzari tocca all'indirizzo di Zappalà che questa volta va a lungo, cerca Savasta, alla fine trova Ficarrotta che però non tocca, o comunque se tocca lo fa in maniera debole. Fallo laterale per
cercato e trovato la Vardera che assorbe il contatto con Scozzer, alla fine interviene Cocimano. Sessa, palla per Arcidiacono, subito giocata di prima a cercare Savasta, sportellate con Costantino che ha la meglio, interviene in due tempi di testa. Mendola, Ricciulli, prova a girarsi ad andare, palla lunga a cercare la corsa di Tripoli che dà fastidio a Tosto, Spintarella punita. Alla fine ha la meglio Salvatore Tosto. Qui Arcidiacono evita Locascio, però corre in orizzontale, serve Arcidiacono. Bossa, Ficarrotta, evita il contrasto, poi l'arbitro fischia entrata di Muzzo ai danni dell'ex Pro Favara. Santia, occhio! Occhio, Santia! Battuta! Siamo in aria! Il signor Allotta fa controllare la distanza. Sul pallone ci sono Cocimano e Ficarotta, sicuramente non due piedi di poco conto, il destro dell'ex Enna, il sinistro dell'ex Favara. Fischia l'arbitro, Cocimano se ne va, alla fine batte Ficarrotta e la palla esce con la deviazione di Di Salvo in calcio d'angolo. Almeno secondo il direttore di gara Di Salvo si arrabbia. Fate sentire, Tommy. Occhio ragazzi! C'è l'angolo allora, il primo della partita del Gela, lo batte ancora Luca Ficarrotta. Movimento in area, tutti sul primo palo, adesso arriva sul secondo Zappalà, la palla battuta di testa, interviene Muzzo sui piedi di Cocimano, respinto, poi Bossa per Sessa, il cross, pallone messo fuori da Mendola, poi la Vardera a sua volta prova a giocarla ma sbaglia e allora Ficarrotta con il cross di Trivela, colpo di testa sui piedi di Zappalà, conclusione deviata angolo. Deviazione di Capozzucchi dalla bandierina Biscio Arcidiacono. Qui intanto a terra, se ho visto bene Capozzucchi, sì, il numero 5 ha preso un colpo fortuito nella corsa da Zappalà, se ho visto bene.